Buonasera e ben ritrovati alla 14ª puntata del dopo partita, prima puntata dell'anno 2018 che si apre per le squadre che seguiamo con particolari momenti di alti e bassi. Vince straordinariamente, ne parleremo in chiusura, l'Andrea Costa con uno strepitoso ospite, il capitano. Va male l'Imolese, risorge il Forlì e il Rimini conquista la testa del campionato di Serie D. Questa è un po' la situazione a grandi linee. Un saluto a Gigi Ravaglia. Ciao, come è passato le feste, Gigi? Bene, un chilotto l'abbiamo preso, adesso lo smaltiremo e non c'è problema. Andiamo a vedere i risultati partendo dal calcio come sempre, poi avremo due ospiti straordinari nella parte centrale di questa trasmissione, ma ora partiamo con la Serie D, Girone D e i risultati della giornata numero 20 che era quella di domenica 7 gennaio. Sasso Marconi, Aquila Montevarchi 1-1, Vigor Carpaneto, Colligiana 3-1, Pianese Correggese, risorge la Correggese vincendo in trasferta 3-2, San Maurese, Imolese, Derby Emiliano Romagnolo se vogliamo 1-0 per la San Maurese proprio nel finale, Tutto Cuoio, Lentigione 1-1, San Giovannese Mezzolara 3-0 e poi il colpaccio nel match clou della giornata, Fiorenzuola e Rimini batte il Fiorenzuola 1-0, Villa Biagio vince dopo che ha avuto anche un po' di difficoltà con il Romagna Centro 1-0, il Forlì dicevo risorge, va veramente alla grande in questa ripartenza, fine anno, inizio anno 3-0 la Trestina e poi Castelvetro San Sepolcro 1-1. La nuova classifica del campionato di Serie D, Girone D, vede in testa il Rimini con 44 punti, in questo momento sarebbe promosso. Il Fiorenzuola 42, il Villa Biagio 40, poi addirittura solo a 36 l'Imolese in sicura difficoltà, meno 8 dalla capolista, una squadra che doveva stare lì con le prime, sì con le prime ma ora è in difficoltà, la San Giovannese un po' sorpresa a 32 dove dicevo risorge, dove è arrivato anche il Forlì, l'Aquila 31, il Romagna Centro stabilmente a 28 con il Carpaneto, a 27 la Pianese, risale la San Maurese fuori dalla zona pericolo a 25, mentre nella zona calda ci sono ancora il Sasso Marconi a 21, la Correggese, il Mezzolara a 17, la Correggese chiude la classifica ma è ancora in corsa per salvarsi a quota 14. Gigi, eri a vedere il derby a San Mauro contro la San Maurese. Che derby è stato prima di sentire il mister? Mettiamo sul piatto delle scusanti più o meno tutto, assenti, Ferretti, Titone, Torta, Valentini, Tattini, sono assenze importanti. Tutti i titolari. Tutti i titolari. La sfortuna, un legno colpito, 3 salvataggi sulla linea di porta. Però va anche detto che dall'Imolese ci si aspetta di più. Non puoi giocare contro una squadra che ha subito pochissimi gol, ne fa pochi ma ne subisce anche pochi, 16 mi sembra in tutto il campionato. Sì, non puoi giocare con... la San Maurese 15 gol e 16 subiti, è una delle migliori difese. È la seconda miglior difesa del campionato. Non puoi giocare con Pittarello solo in attacco e con Belcastro raddoppiato, triplicato, sapevano che quello era l'uomo da marcare, perciò l'hanno praticamente marcato a zona e quando non erano 2 erano 3 su di lui. Hai creato anche delle opportunità, ma non ho visto gli occhi di tigre, non ho visto quella cattiveria che eventualmente è uscita dopo il loro gol. Analizziamo il gol, è stato bravo Giogan, questo lungagnone dell'attacco avversario, ha colpito però troppo, anzi indisturbato, un colpo di testa troppo facile per un gigante come lui. La difesa dell'Imolese, almeno sulla carta, ha il miglior centrale difensivo. Dove erano i difensori dell'Imolese? Ai miei tempi io giocavo appunto in difesa, mi dicevano quando lasci 30 cm un attaccante bravo rischi di prendere anche gol, non dovevi lasciargli quell'opportunità lì. Poi ci sono tante altre cose appunto da analizzare, magari nel prosieguo dopo aver sentito l'allenatore che giustifica ancora, che dice abbiamo giocato meglio, abbiamo creato più opportunità, però io vorrei anche un allenatore più cattivo, più in un dopo partita così
non si può solo giustificare. Il Baldini di l'anno scorso li avrebbe mandati tutti in ritiro. Non li avrebbe attaccati all'attaccapanni. Allora andiamo ad ascoltare proprio Massimo Gadda al microfono audio di Gigi Ravaglia. Gigi gira col microfono della radio, non con la telecamera, e sentiamo cosa ci dice, considerando che tutto è ancora lì, perché Rimini ha sorpreso, poi ne parleremo, nella vittoria di trasferta, e poi c'è questo Forlì che forse Gigi l'avevi dato un po' per spacciato troppo presto, ed sta risalendo. È una fortuna per l'Imolese, se sta risalendo il Forlì, se ci crede ancora il Forlì con i 5 punti di distacco dall'Imolese, ci deve credere anche l'Imolese. Adesso sono 4. Ecco, 4 di distacco dall'Imolese, però gli 8 dell'Imola da 3 squadre, 8 sono da tanti, Rimini, 6 dal Fiorenzuola, 4, sì. Stanno diventando troppe le squadre davanti e troppi punti di distacco. Sentiamo Gadda, poi ne parliamo ancora. Brutta sconfitta, giustificata dalle tante assenze. No, le assenze lasciamo stare. Se dobbiamo parlare del risultato, quindi che la squadra che perde ha perso, e possiamo anche finire qua. Se dobbiamo parlare della partita, della prestazione, io credo che l'Imolese abbia fatto veramente una grossa partita. Ha avuto, credo, diverse occasioni per fare gol, ha macinato gioco per 90 minuti e poi si perdono, perché il calcio è così, uno sport situazionale dove la matematica o vincere ai punti non conta, e magari in un'azione prendi gol e perdi in maniera, a mio avviso, immeritata. Dopo non so come l'avete vista voi. Per me l'Imolese ha fatto una grandissima partita. È un legno colpito, 2 o 3 salvataggi sulla linea. Sì, ma anche il primo tempo finito 0-0, credo che abbiamo sempre avuto il pallino in mano, abbiamo avuto 2 o 3 occasioni con Pittarello, con Guattieri, con Belcastro, importanti, con Checchi, concedendo poco. Poi ripeto, il calcio è così, purtroppo i punti non conta niente, prendi un gol, perdi, sei qui a commentare una sconfitta, dove chi perde è qua e deve spiegare qualcosa che sinceramente non so neanche cosa spiegarvi, perché io penso che l'Imolese abbia fatto una grande partita. La cattiveria che abbiamo visto nell'ultimo quarto d'ora avremmo magari voluto vederla per tutto il secondo tempo. No, non credo che sia quello. Ripeto, per me la squadra ha tenuto il pallino del gioco per tutta la partita. Dopo, ripeto, purtroppo quando si perde si è, tra virgolette, dalla parte del torto, bisogna stare qui a spiegare, non so neanche cosa spiegarvi, perché io spero di vedere la mia squadra giocare a calcio sempre come ha giocato oggi. Le brutte notizie non arrivano mai sole, è arrivata anche la vittoria del Rimini a tempo scaduto. No, ma quello non è che non mi interessa più di tanto, nel senso che il campionato è lunghissimo, c'è margine, tempo per recuperare. Chiaro che speravamo in una giornata migliore, per quello che ha fatto la squadra oggi credo che se lo meritasse ampiamente. Gadda a fine partita, San Maurese Imolese, volevo ricordare, risottolineare che la San Maurese ha la seconda, come ha detto Gigi, migliore difesa del campionato, 16 gol subiti, la migliore è Fiorenzuola con 13, le romagnole sono molto attenti, mentre io ho già detto più di una volta in questa trasmissione, tu parli sempre molto bene dell'Imolese, però l'Imolese ha subito già 24 reti. E sono troppi. E davanti nessuno ha subito così tante reti, ma neanche dietro, perché il Forlì ha subite 24 come l'Imolese, ma tutte le altre 20, 23, la San Maurese ho detto 16, il Romagna Centro 20, cioè, sono tante. Sono troppi, come sono troppe le 6 sconfitte già messe in saccoccia. Una squadra che vuole vincere il campionato non può perdere 5 partite nel girone d'andata. Il mister dice sono tante le partite ancora da giocare, intanto la prima del girone di ritorno se n'è andata e ne rimane una in meno da giocare. Qui se non si comincia a fare l'infilatona giusta, trovare continuità subito e comunque, non si può sperare di vincere questo campionato, anche perché se dicevo a 10 punti il Forlì forse è all'ultima spiaggia, o forse è già partita anche l'ultima spiaggia, 8 punti l'Imolese, se non si dà una mossettina. Ti aspettavi questo Rimini Corsaro in trasferta in casa della capolista? Ora è la nuova capolista. Mi aspettavo Ambrosini sugli scudi e fa ancora più male, perché Ambrosini giocava nell'Imolese l'anno scorso, Longobardi giocava nell'Imolese l'anno scorso, Ferretti con un anno in più gioca nell'Imolese quest'anno e ha già avuto 2 infortuni.
All'Imolese manca Ferretti, manca Titone, non pervenuto, ha giocato una partita un po'. Sì, l'Imolese ha vinto 2 scontri diretti larghissimi, ha fatto vedere che ha grandi potenzialità, però non basta vincere 2 scontri diretti se poi lasci punti così come nella partita di ieri. Cioè, la partita di ieri il minimo sindacale è il pareggio. Giochi con una squadra che ha fatto 15 gol in tutto il girone d'andata, 15 gol, e alla prima occasione ti frega con un colpo di testa? No, non è ammissibile. Cioè, c'è qualcosa che va logicamente registrato. Io ho sempre detto i campionati si vincono negli scontri diretti perché contano doppio, però si perdono con le partite che devi vincere assolutamente, con le partite abbordabili, con le squadre che non sono della tua caratura. Guardiamo il prossimo turno, anche perché dedicheremo una seconda parte, sarà leggermente più ampia, a questi 2 ospiti straordinari che stanno per entrare in studio. Questo è il prossimo turno, che è domenica 14 gennaio, la 21esima giornata, la seconda di ritorno, Aquila, Montevarchi, Castelvetro, Correggese, Fiorenzuole. Qui vedremo in questo derby, perché è un derby, sono poco lontane, sì, volendo, anche no? Perché la Correggese finalmente ha sfatato diciamo, il tabù vittoria, ha vinto fuori casa e potrebbe anche fare una serie utile per ritornare in corsa. Vedremo chi sta più che altro in corsa per salvarsi a questo punto, sì, anche certo. se era quotata in zone alte. Poi altro derby, Romagna Centro Forlì, e giocare a Cesena non è facile per nessuno. San Sepolcro Pianese, altra partita interessante, 2 squadre che devono lottare per salvarsi, Collegiana San Maurese, Imolese San Giovannese. La San Giovannese è a 4 punti, è la sfida giusta. E ha una partita da recuperare a San Giovannese, perciò potrebbe essere a un solo punto dall'Imolese. Sì, potrebbe esserci il sorpasso, anche perché è in un buon momento. L'Imolese soprattutto deve ritornare a fare l'Imolese, deve recuperare gli incerottati, e poi basterà recuperare appunto il miglior Ferretti, basterà recuperare il miglior Titone. Sono tutti interrogativi che vanno cancellati alla svelta, perché il campionato non ti aspetta. Poi abbiamo Trestina, Sasso Marconi, sempre zone calde, Rimini, Tuttocuoio, e qui sarebbe il turno assolutamente favorevole. L'unica che ha il turno favorevole di quelle di alta classifica è proprio il Rimini, perché se vediamo l'Imolese è un match con la San Giovannese, il Forlì è in trasferta, il Fiorenzuola in un campo non facile, e quindi il turno sarebbe favorevole al Rimini, Lentigione, Carpaneto, e infine Mezzolara, Villa Biagio. Anche questa teoricamente è una partita favorevole per il Villa Biagio, che sta sopra all'Imolese, ma giocare a Mezzolara non è mai facile. No, per la serie anche facciamoci male, ricordiamo che il Forlì si sta rilanciando con Selvatico e Martedì, che sono 2 scarti dell'Imolese, pertanto qualcosina probabilmente si è sbagliato. Gigi, ci fermiamo qui per la quota del calcio. In questa settimana, avete visto, non avevamo ospiti, perché abbiamo poi straordinari ospiti tra poco, sia nel nuoto che poi nella pallacanestro. Tu non ti sposti, facciamo spazio a questa splendida ragazza, voi non andate via perché andiamo in piscina. Lo abbiamo annunciato a inizio trasmissione che oggi era una puntata straordinaria con straordinari ospiti. Vorrei che li presentasse Gigi Ravaglia. Abbiamo 2 campionissimi del nuoto. Scossoli. Dai, adesso sì, già una giornalista fermata. Cosa fai? La fai autopresentare, Alessia Polieri? Fabio Scozzoli, Alessia Polieri, che di meglio non potevamo chiedere oggi. Sì, una bellissima soddisfazione, anche perché Alessia è venuta a trovarci prima della gita, fra virgolette, una bella gita a Copenaghen, e il grande... Avevo provato anch'io a venire, solo che quel giorno ha nevicato e non avevo le gomme termiche, mi sono piantato nella rotonda qua davanti. Però ha portato bene a entrambi, no, Copenaghen? Più lui, che non è venuto. Ma ha portato bene perché prima c'erano gli italiani, e quindi agli italiani insomma, è andata bene. Fantastico. Mi è piaciuto il titolone, Fabio Scozzoli è tornato. Perché eri andato via? Dove eri andato? Secondo gli altri sì, io in realtà sono sempre io, ho sempre fatto la mia parte, poi c'è stato qualche momento di difficoltà, sportivamente non può sempre andare bene, la carriera di ogni atleta credo sia fatta un po' di alti e bassi, infortuni non aiutano, quindi
ho inseguito. Ecco, Però ricordiamo un infortunio non da poco. No, certo, senza dubbio, però dopo l'infortunio anche qualche scelta sbagliata, sono andato a nuotare all'estero e ho perso sicuramente quell'anno lì a livello di risultati, nonostante comunque credo di aver arricchito il mio bagaglio tecnico e ora comunque si vedono i frutti del lavoro fatto negli ultimi anni. L'ultima volta che ci siamo visti non era una gran giornata, ci siamo visti in ospedale. L'anno scorso ho avuto anche la polmonite, quindi non è stato proprio un focolaio. No, non eri certamente al massimo no, febbraio della scorso, felicità, però no, infatti. Lì è uscito il tuo carattere. Sì, dai, di lì a poco comunque ci sono andato dietro per una decina di giorni, ho perso un bel po' di allenamento, nonostante tutto Cesare Casella, il nostro allenatore, mi ha preparato un ottimo programma di recupero verso gli assoluti, che erano poi a poco più di un mese da quel focolaio, e sono riuscito a qualificarmi per i mondiali, che è stato l'appuntamento di fine stagione, e di lì ai mondiali poi comunque ho lavorato con grande continuità, sono sempre stato bene e alla fine ai mondiali comunque d'estate era andata molto bene col sesto posto nei 50 run. Per dare qualche notizia in più, perché magari qualcuno non capisce cosa ha vinto Fabio, leggo solo una parte del curriculum lunghissimo: 13 premiati italiani, di cui uno europeo nelle specialità 50 e 100 rana. Il 13 dicembre scorso ha vinto la medaglia d'oro ai campionati europei in vasca corta nei 50 rana, ma poi ci sono anche 2 argento in questi europei. Sì, uno con la staffetta e uno nei 100 rana. Uno dice oro, i 2 argento valgono un po' meno, ma fanno piacere lo stesso, no? No, certo, sicuramente. Adesso naturalmente ci sono degli obiettivi importanti. Adesso sì, quest'anno è un anno di europei, ci sono stati gli europei in vasca corta e ci saranno gli europei in vasca da 50, e bisogna riconfermarsi in vasca da 50, sarà sicuramente più dura. Per la vittoria penso sinceramente che non ci sia nulla da fare, perché Adam Pitti, se è battibile in vasca da 25, in vasca da 50 è sicuramente imbattibile. Comunque penso di potermela giocare per il podio, bisogna lavorare tanto, con continuità, come ho sempre detto, e cercare di stare sempre bene, la salute prima di tutto per un atleta, e quindi vedremo un po'. Poi lo ricordiamo, poteva essere un'altra medaglia certa, con quel blocco che è rotto incredibilmente, ma come si fa a rompere una cosa del genere? Guarda, può succedere, come può scoppiare una gomma della Pirelli alla Formula 1, solo che diciamo che non è stato giudicato come errore tecnico, perché il giudice non ha visto in diretta quello che era successo, però comunque si è rotto il blocco di partenza del dorsista e noi abbiamo perso una medaglia certa, come hai detto tu. Il cronometro dice che avremmo vinto, però ovviamente dopo la devi sempre fare la gara. Certo. Quanto è lontano il 2020? 2 anni. No, 2 anni ci guardi un po' anche quell'obiettivo lì, no? Sì, senza dubbio. Io guardo comunque alla mia carriera in avanti con tanta voglia di fare, quindi il 2020 penso che 2 anni voleranno, passano molto in fretta, anche per la mia età agonistica. Io avrò comunque 32 anni e sarò un atleta, sono già un atleta maturo, però sinceramente vedo che l'età nel nuoto si sta allungando, soprattutto per quanto riguarda i velocisti, ma dimostra anche lo stesso Magnini, che è rimasto competitivo fino a 35 anni, quando poi ha deciso lui di chiudere. Quindi hai una prospettiva almeno di 2 Olimpiadi. Adesso no, 2 sono tante. 32 e 4 fa 36. 36 bisogna vedere. I 50 rana non ci sono le Olimpiadi, quindi sarà dura. Però, da grande cosa vuoi fare dopo? A me piacerebbe molto fare allenatore, e poi bisogna vedere un po' le opportunità che ti capitano nella vita. Noi nei gruppi sportivi militari abbiamo sempre... È parte dell'esercito? Sì, io del centro sportivo esercito, e abbiamo sempre quell'opportunità lì, e ci mettono nelle migliori condizioni possibili, più vicino a casa, per poter lavorare nelle varie strutture dell'esercito, per esempio palestre, o fare proprio gli istruttori dei militari, oppure
mi congederò, non lo so, ci sono varie opportunità, io sono cresciuto in campagna, ho anche quella come strada, nel senso le mie sono braccia rubate all'agricoltura, quindi questo è bellissimo però, sicuramente hanno della forza, no? Sì, un reality, non te l'hanno, non sei male visto così, perciò no, qualche proposta mi è arrivata, però in momenti sempre in cui io credevo ancora molto in me stesso, quindi quello eventualmente dedicato a certi reality è tempo in cui non ti puoi allenare, quindi è tempo perso. In realtà sappiamo bene che un atleta veramente fa fatica poi a rincorrere. La stessa Alessia comunque l'anno scorso, che ha dedicato allo studio, ha fatto molta fatica. Ora è stata indubbiamente bravissima e determinatissima a tornare a grandi livelli, però ha vissuto anche lei sulla sua pelle quanto sia difficile rincorrere una condizione dopo un periodo, non dico di inattività, ma comunque di stacco anche mentale. Attività ridotta, e fra l'altro la dobbiamo chiamare anche dottoressa, cioè non è che dottoressa in economia e commercio. Economia e commercio, esatto. Prima ci siamo dimenticati. No, va bene. Adesso parleremo anche con Alessia, che abbiamo già intervistato ampiamente, però prima degli italiani e degli europei, quindi arriviamo a te, non è che ci siamo dimenticati. Ma ha speso tutto negli italiani. Poi dopo si è data al giornalismo, si è data ad altre cose, quindi intervista tutti, ci rubi il lavoro a noi e la medaglia non è. Quindi non si poteva fare di meglio agli europei? No, agli europei allora la condizione era buonissima, infatti ho comunque mantenuto una condizione notevole anche alla Coppa Brema che abbiamo disputato il 23 dicembre. Quindi in realtà a ridosso delle feste già l'aria natalizia era imminente, però le gare sono andate bene, il nostro presidente è stato contento perché sia le femmine che i maschi si sono qualificati per la fase, insomma, la finale in Serie A1 e all'europeo ci stanno le giornate diciamo, e magari quella mattina non ero particolarmente brillante. Sicuramente potevo fare meglio, ho sbagliato delle cose in gara e quindi una serie di situazioni che mi hanno portato a non qualificarmi per il pomeriggio, però cioè io so che magari il pomeriggio avrei potuto fare meglio, ovvio che non dormito non poco, lo posso dimostrare. La sera prima? 2 sere prima non avevo dormito per niente praticamente. Ma per questione di stress emotivo? No, non lo so, in realtà mi sarò addormentato verso le 3-4, mi ricordo, e non lo so, è tutto un po'. Siamo persone normali, quindi alla fine non tutte le mattine ci svegliamo uguali, no? E se capita la mattina in cui ti arrivi a rendere al 100%, un atleta può capitare anche quella sfortuna lì. Diciamo che non siamo delle macchine, ma siamo umani e quindi noi lavoriamo solo col nostro corpo e nel momento in cui magari non è al 100%, a volte purtroppo non può bastare. Quel tornato, che è sintomatico, no? Quel titolo è tornato. Tu prima hai detto non ho mai pensato a reality perché credo in me stesso. Ecco, nei momenti di difficoltà hai sempre pensato di poter riottenere gli straordinari risultati che stai ottenendo? È difficile da dire perché... Ti piaceva di più Fabio Scozzoli e ancora lui, un titolo differente? No, io non guardo i titoli, sinceramente la fama, tra virgolette, viene e va come niente, quindi la gente ti acclama quanto poi si può anche dimenticare velocemente, quindi in realtà credo che la forza di un atleta sia guardare sempre a se stesso, a chi gli sta intorno, godersi la vita perché comunque noi facciamo quello che ci piace, nonostante richieda certi sacrifici, credo li facciamo entrambi molto volentieri e poi quando riesci a superare te stesso, quando riesci comunque a raggiungere i tuoi obiettivi, è un appagamento che ha pochi eguali, credo, nella vita, come può essere per un lavoratore raggiungere comunque il proprio obiettivo, anche per noi il nostro obiettivo, diciamo, è sotto gli occhi di tutti, può essere una medaglia come una finale e la portiamo a casa nel momento in cui arriva, è comunque grande soddisfazione. Alessia, a prescindere appunto dalla notte non dormita e quindi del risultato non soddisfacente agli europei,
puoi dire che è stato un ottimo mese di dicembre, dopo, dall'ultima volta che ci siamo visti qui in trasmissione è andato tutto bene? Sì, sì, no, assolutamente. Noi ci siamo visti a metà novembre, mi pare, e l'avvicinamento per gli italiani... Gigi ci tiene, che porta bene questa trasmissione. Sì, sì. No, è vero, posso dire che no, è andata bene. Gli italiani, ho disputato più gare e sono arrivata a podio addirittura nei 100, che era comunque da molti anni che mancavo, insomma, su quel podio, e sono stata molto contenta. Da lì 200 il giorno dopo sono andati decisamente bene, è stato il mio secondo miglior tempo mai notato, quindi bene. Poi al di là dell'europeo, che comunque insomma già appunto, come diceva prima Fabio, visto l'anno un tantino travagliato che ho avuto nel 2017, già esserci è stata una gran soddisfazione. Fabio ha ricordato la laurea, ma ci sono stato ancora il famoso sì, in realtà, infortunio, certo, infatti, che abbiamo ricordato. La laurea è stata vabbè, motorino. Purtroppo è stata la laurea in motorino. E sicuramente è stato un infortunio non gravissimo, però si è sentito, insomma, soprattutto nei primi mesi della preparazione, e soprattutto viverlo e non poter camminare per quasi 3 settimane ha inciso parecchio, però adesso sono tranquilla, va bene. 2018, come Gigi sa, io sono molto scaramantica. No, ma ce l'hai detto anche l'altra volta. No, l'obiettivo per me è sempre migliorarmi e fare con passione tutto quello che so fare e che devo fare ogni giorno, martellare sulle piccole cose, allenamento dopo allenamento. E vabbè, chiaro, si guarda ad agosto, che c'è un appuntamento importante, e vediamo cosa fare. Vediamo a lavorare da qui ad agosto. Una mia curiosità, mai pensato di cambiare disciplina? Proprio quella mi piace, quella ottengo i risultati? Ma io credo che in realtà è la disciplina che ti sceglie. Esatto, è la disciplina che ti sceglie, sì. Perché è come tu, insomma, riesci a gestire meglio, a sentirti meglio in quello stile, insomma, in quella distanza, sì. Soprattutto, perché può sembrare strano magari da casa, ma da un 100 del fino a un 200 c'è un abisso, insomma, non è esattamente il doppio, è proprio tutta un'altra gara. Quindi tutto un altro tipo di preparazione. In realtà è proprio, insomma... Ma adesso la Pellegrini nuota in velocità, diciamo così, lo fa per divertirsi o per ottenere ancora dei risultati? Beh, io credo che sicuramente soprattutto per divertirsi. Poi lei comunque è un talento colossale, io credo, e quindi cioè, può andare forte. Può fare qualsiasi cosa. Sì. Forse sarò nella rana. E perché, ti chiedo a te, la Romagna, l'Emilia dà tanti campioni? Abbiamo qualcosa di particolare al mare? Abbiamo la passione, abbiamo la piadina. Il cibo anche. Sì. No, il cibo, la passione, non so, abbiamo un cuore più grande forse, sì. Non so come dire, ma... Sappiamo soffrire nel momento. Sì, in cui... credo proprio di sì. Credo che la Romagna sia un po' il cuore dell'Italia, non solo come posizione, ma anche come carattere. E quindi siamo forti, siamo persone forti e quindi di conseguenza anche atleti più duri. Però Fabio, oltre al cibo e al mare, adesso noi stiamo registrando, lo voglio dire a casa, questa parte è registrata di mattina, perché tra poco andrete a casa, mangiate qualcosa e poi andate in vasca. E quante ore di vasca fate al giorno? Perché... Al giorno? Allora, Alessia un po' più di me, però io generalmente faccio un'ora e mezza al mattino. Che lei vuole lavorare di più? Perché lei fa i 200, io faccio 50 e 100. 300, 400, alla Brema gli 8, insomma. Sì, intensità diverse e distanze, metrature diverse, quindi lei nuota più di me, comunque generalmente io faccio un'ora e mezza al mattino, 2 ore al pomeriggio, più un'ora e un quarto di palestra. Di palestra, ecco. Alessia fa 2 al mattino, 2 al pomeriggio, anche 2 e mezzo magari a volte, e sempre l'ora di palestra, diciamo proprio, ovviamente in quel tempo facciamo cose diverse. Per esempio stamattina abbiamo fatto un allenamento molto simile,
Semplicemente, non so, io del primo esercizio l'ho fatto 6 volte, lei 8, e l'ultimo io l'ho fatto 21, lei 24, per darvi un'idea, no? Sì, cambia un po' la metratura, e Esatto. poi soprattutto magari in base al periodo d'allenamento. Sì. Adesso magari facciamo Cose anche insieme. cose simili, un po' più assieme, vicino alle gare sicuramente varia di più. Quando ci sono lavori più Quindi specifici ovviamente facciamo gare molto diverse, e quindi anche i lavori sono molto diversi. Generalmente nuotiamo 3 giorni alla settimana quasi insieme, e altri 3 facciamo totalmente altre Comunque cose. tanto lavoro. Alessia, la buona cucina, ma i cappelletti li hai mangiati fra Natale e Capodanno o non si possono neanche mangiare? Sì, mi sono concessa questo... Un piatto di cappellette? 2 credo. 2? Sì, ma adesso ci rimettiamo sotto, che ci rimettiamo in riga. E Fabio? Io ho preso 4 kg 4 kg in più o meno 10 giorni, sì. 4 kg in 10 4 giorni? chili. E adesso c'è da lavorare. Adesso c'è da lavorare, no, in realtà mi ha sempre detto che anche il nostro nutrizionista Magnani, che Gigi conosce bene, dice che un po' di base ci vuole, perché poi hai qualche scorta, qualche riserva nei momenti di difficoltà. Quindi ora che dobbiamo sicuramente stare più attenti, da oggi, perché ieri è stata, io ho fatto l'ultimo mangiato devastante. Ovvio che adesso bisogna stare attenti, però ci vuole anche qualche scorta. Il mio amico Magnus, per dirtela, ti do una chicca, nel tuo momento peggiore, che eri proprio anche giù di morale, mi ha detto: vuoi scommettere, Fabio ritorna ad essere Fabio? Cioè, ci credeva ciecamente, a parte mi diceva che c'era un accorgimento che dovevate trovare, non so per che cosa, però ci credeva ciecamente che tu ritornassi ai tuoi livelli. Beh, lui crede in noi perché ci conosce benissimo, noi ci vediamo sempre una volta al mese per lavoro, e poi magari anche qualche volta in più se si esce insieme, magari vado a fare un saluto. E quindi ci conosce molto bene come atleti, ma anche come persone, e sa quello che abbiamo passato, e quindi sicuramente sa, credo, anche quello che possiamo dare. È straordinario avere 2 atleti così preparati, così convinti, che tra poco tornano in vasca a prepararsi, che hanno mangiato anche i cappelletti come mi ha detto Alessia. Io fortunatamente non ho preso 4 kg perché... No, Solo mi sono 2? mantenuta, no, adesso non mi sono pesata, però No. credo di meno, sicuramente qualcosina, ma qualcosina, però si può limare. Sì. Io Poi amo gli troppo uomini il sono fortunati, loro hanno il metabolismo più veloce delle donne, più veloce. quindi noi dobbiamo stare un po' più attenti. Però tu lavori di più in palestra, in Brucia di piscina. più. Brucia più grasso, sì, Brucia di senza più. dubbio. Campioni e anche culturati, non sono alla vecchia, Bravi, sì, al sì. vecchio ciclista, ciao mamma butta giù i Butta cappelletti giù, che arrivo. ci tengono. Ci tengo invece a chiudere la trasmissione, questa parte di trasmissione, gli ultimi 2 minuti, e dedicare l'Imola Nuoto, perché è una bella famiglia. Lo chiedo prima a Alessia, poi Con la nuoto ormai, infatti ieri appunto abbiamo fatto la festa come ogni anno Non ci hai invitato però. di società. il doppio Epifania, che È poi una di solito cosa coincide con le Sì, è ristretta ai soci. Dillo al presidente. E appunto si parlava, ormai sono 30 anni che l'Imola Nuoto è nata, e insomma 89. la squadra 89, quindi appunto l'anno prossimo... Lo so perché è scritto sulla maglietta. Esatto, dovremmo rinnovare poi le felpe in realtà. Sì, 89. Comunque l'Imola Nuoto ci ha dato tanto, e noi insomma dobbiamo tanto all'Imola Nuoto, al presidente, agli allenatori, e è la nostra famiglia, una seconda famiglia. Fabio, voglio direi. capire i ragazzini e le ragazzine che vi vedono a nuotare, cosa pensano, cosa richiedono, non dico per raggiungere i vostri risultati, perché in pochi arrivano dove siete arrivati voi, però per crescere. No, a chiedere non è che chiedano tanto, però credo che... L'autografo tutti i giorni? No, tutti i giorni no, però ogni tanto, qualche volta qualche autografo si firma, soprattutto in occasioni tipo ieri, in cui c'è proprio a contatto anche con i ragazzini di 9, 10 anni, 11 anni. Quelli che si allenano con noi penso che ci guardino con stima, e anche come esempio, perché magari la determinazione che ci mettiamo noi
a volte ce la mettono anche loro, però credo che la differenza possa essere il fatto che noi magari siamo più determinati tutti i giorni, sappiamo che quello che facciamo determina in modo molto deciso il nostro risultato, e quindi abbiamo la capacità di stare concentrati e di essere ogni giorno, magari non proprio ogni giorno, ma la maggior parte dei giorni sul pezzo. Il più possibile, insomma. Esatto. Però siamo un grande gruppo, veramente tanti numeri, e fra questi tanti ragazzi ovviamente ci sarà anche qualche futuro campione. Sicuramente l'Imola Nuoto ha un team di tecnici preparati, guidati da Cesare Casella, che credo negli ultimi anni abbia trovato grande serenità e abbia dato a noi tutti grande serenità nel lavoro di tutti i giorni. Questo è un ingrediente fondamentale per ottenere risultati, ma anche per lavorare bene, perché non è che il 100% dei ragazzi che vengono a nuotare diventeranno campioni. C'è chi diventerà, che ne so, avvocato, dottore, ma quello che ti insegna lo sport poi è riportabile nella vita di tutti i giorni al 100%, perché impari a stare in gruppo, a rapportarti con le persone, a vincere, a perdere e a fare grandi sacrifici. Nel 2024, dopo le Olimpiadi, che lui ha detto che non sa se ci arriva, no? Alle seconde, che ci sono le prossime due, no? Secondo te Alessia lo va a fare il reality? Ci vai prima a te a fare un reality? Beh, sicuramente lui, io credo che, non lo so, la talpa. Dipende. La talpa perché sono cieco. Dipende quale reality, la talpa, però. c'è andato lo spedaccino dell'altra ho detto la talpa perché da noi è venuto medaglia d'oro a Pechino 2008, sì. ma Tagliariol qui in studio, e quindi lui ha fatto la talpa, quindi meglio un grande fratello, VIP, cos'è? Lo mandiamo all'isola, lo mandiamo all'isola. All'isola non si mangia. Non si mangia. Però si nuota, dai. Cosa dice? Quello in effetti. Te? No, io alcuni reality li guardo, quindi sinceramente mi farebbe piacere farti un giro. Un giretto. Dai, tra qualche anno però te sei, sì, te sei più c'è ancora giovane tempo. di Esatto. Fabio. Io sono vecchio. Cioè, lo so, quindi non è che non mi offendo mica. No, io ho 23, quindi dai, ho ancora un po' di tempo. 7 anni in più di lui. Meno. Sì, meno. più di possibilità di tempo. Grazie tantissimo. Allora, Gigi, ti saluto. Adesso c'è Patrizio Prato con Piero Pietrini, e quindi ci saranno fuochi d'artificio per l'Andrea Costa. Ringrazio tantissimo Alessia Polieri e Fabio Scozzoli per essere stati con noi, e in bocca al lupo, ci rivediamo presto, perché la trasmissione, come dice Gigi, porta fortuna, vero? A tra poco. Ed eccoci all'ultima parte della nostra trasmissione sportiva. Sono con noi per la prima volta il capitano dell'Andrea Costa, Patrizio Prato, ben arrivato. Grazie, buonasera. Finalmente, l'ultima volta ti aveva fermato la neve. Oggi niente neve, siamo qua. E anche in festa. E per la prima volta dal sabato sera viene Piero Petrini. Ben arrivato, Piero. Buonasera a tutti, anch'io è la prima volta, anch'io ho fermato. Mi ricordo, non so se ci fosse la neve, c'era la neve anche o era in malattia. Andiamo a vedere questa bella giornata per non solo Andrea Costa, dico anche per tutta la Romagna del basket di A2. Era la 15ª giornata del campionato, si è chiuso il girone d'andata, molto bene per l'Andrea Costa, che ha battuto, poi ne parleremo adesso, Udine. Questi risultati: Treviso vince nel campo di Orzinuovi, l'Andrea Costa Imola batte 76-73 Udine, Ravenna batte Iesi, vince Verona di 1 a Roseto. Nel derby Ferrara-Piacenza va bene a Piacenza, Forlì batte 82-79 Bergamo, vittoria di Trieste 81-73 su Montegranaro, e vince di 1 Bologna contro Mantova 63 a
62, la nuova classifica dopo 15 giornate, dopo tutto il girone di andata, vede Trieste 26 punti, quindi molto molto bene, poi uno stacco a 22 la Fortitudo Bologna, a 20 Udine e Ravenna con Montegranaro, a 18 Verona e Mantova, a 14 gruppone di metà classifica, tutto lì vicino alla zona playoff, ma anche vicina alla zona calda, sono Andrea Costa Imola, Ferrara, Iesi e Treviso, 12 Piacenza e Forlì, a 6 Orzinuovi e Bergamo, a 4 Roseto. Vittoria fondamentale, importante, con una che stava anche bene, Udine. Sì, certo, è stata una vittoria molto importante contro una squadra di alta classifica, una squadra molto profonda. Penso che sia stata una partita dove ognuno ha fatto il suo, una vittoria di squadra per definizione, e niente, oggi siamo contenti di questo risultato, è inutile negarlo, ce lo possiamo godere fino ad oggi e poi da domani si comincia a pensare al derby con Forlì. Partita vincente, Andrea Costa sempre davanti fino alla fine, e Piero Petrini, cosa hai visto? Hai temuto un po' nel finale? Ieri è stato probabilmente, credo sia stata l'unica partita che si è risolta l'ultimo tiro fra quelle in casa dell'Andrea Costa, che aveva sempre vinto largamente. Ieri però probabilmente era la squadra più forte che si è presentata a Imola al massimo della condizione, forse la più forte era Treviso, che però non attraversava il miglior periodo quando è venuta qui prima di Natale. Adesso sembra che qualcosa sia cambiato, pur non cambiando niente a livello di giocatori. Cioè, la cosa importante di ieri, oltre a questa prima vittoria con una squadra che sta davanti in classifica, è che è finito il girone d'andata, ieri si sono decise le 4 che andranno alla Final di Coppa Italia, tutti hanno giocato con tutte e l'Andrea Costa è ottava. Se il campionato finisse oggi l'Andrea Costa sarebbe ai playoff. Quindi una cosa straordinaria. Per le premesse di questa partita e per come probabilmente finirà il campionato, perché io non credo che Treviso rimanga dietro l'Andrea Costa fino alla fine. Difficile prendere di quella avanti, ma l'obiettivo dell'Andrea Costa non è il playoff, era salvarsi presto con questa media punti. L'Andrea Costa è ancora a 0 di media, cioè con questa media finirebbe a 30, che vorrebbe quasi dire playoff, penso, o vicino. Sarà difficile tenerlo perché il girone di ritorno deve venire Trieste, qui deve venire Mantova, deve venire Verona, devono venire squadre molto forti. Però Imola vedo che tranne l'inizio, quando magari giocando oggi con Iesi l'Andrea Costa forse non perderebbe, ma adesso questa squadra è cresciuta tanto. Allora Prato, state bene, siete cresciuti tanto, i giovani hanno preso un po' dai meno giovani. Siamo in crescita ed è una cosa importante, penso che questa squadra ha saputo tener botta magari a un inizio un po' difficile a livello, si sapeva. A livello di calendario, esatto, ed ha saputo magari vincere in momenti quando mancava un giocatore, quando c'era un infortunato, quando c'era uno che non stava bene o che non giocava bene, e questa è un po' la definizione di squadra. Ci siamo impegnati a creare questo ambiente qua dentro dello spogliatoio e niente, sappiamo che adesso siamo un po' più in fiducia, siamo un po' consapevoli dei nostri mezzi, siamo riusciti a far diventare il Pallaruggi un fortino importante e adesso giocheremo qualche partita in casa in più di quelle che ci toccano fuori per questo prossimo mese e mezzo, dove noi ci giochiamo tante chance del nostro campionato. Prima di Natale, nella festa di Andrea Costa, Demis Cavina mi ha detto, quando gli ho chiesto siete contenti di questi punti che avete, avresti firmato a inizio campionato, ha detto no, io firmavo se mi dicevano che le avrei vinte tutte, però in realtà siete contenti, lo chiedo a Patrizio Prato e alla squadra. Come bene avete detto voi, il nostro obiettivo è la salvezza, è una salvezza tranquilla. Poi è chiaro che giochiamo in un campionato dove è molto equilibrato, penso che, scusa, tornando un po' alla domanda precedente, ce la siamo giocati un po' con tutti, anche a Trieste siamo stati a pari punti a metà terzo quarto e ce la siamo giocati con tutti. Questo è un altro pregio di questa... Con Bologna non vogliamo ricordarlo. Con Bologna è chiaro che quelle due partite
le avessimo portate a casa magari ti trovi oggi ancora più su, però penso che dobbiamo tenere comunque i piedi per terra sapendo quali sono i nostri obiettivi, senza farci mancare la fame e di voler portare ogni punto a casa ogni volta che si scende in campo, e voler vincere la partita e lasciare tutte le nostre energie per quell'obiettivo. Quando Petrini, faccio mie la sua battuta di prima, dice difficile da prendere quelle sopra e Treviso crescerà, dice una verità o dà un consiglio per rimanere coi piedi per terra a voi? Treviso è stata sicuramente costruita per essere più su, poi il campionato decide un po' dove vanno a finire ognuna delle squadre, per obiettivi, per budget, per tante cose loro fanno pensare che dovrebbero stare più su. Noi in questo momento ci troviamo, come hai detto tu, nell'ottava posizione, sapendo che 2 partite in più, 2 partite in meno, o 2 vittorie in più, 2 vittorie in meno possono fare una differenza e non ci si può rilassare mai. L'appetito viene mangiando, abbiamo vinto qualche partita, vogliamo sempre vincerne di più. Prima di parlare del derby, Piero, questa squadra è veramente costruita bene, Cavina sta facendo un risultato, un gruppo straordinario, no? Io sono sempre stato, quest'estate quando Domenicali mi disse che io francamente, arrivava un manager, francamente non avrei mai pensato che, visto i campionati che aveva fatto a Tortona, che Demis potesse venire qui. La voglia forse anche di avvicinarsi a casa, non so, poi forse anche perché Andrea Costa non è che avesse un progetto straambizioso, però questo fatto forse di lavorare con i giovani, francamente questa squadra è stata costruita bene, perché questa è una squadra che non ha giocatori fuori ruolo come secondo me ne aveva quella dell'anno scorso, tanti, troppi. Questa è una squadra che ha giocatori, perché quando anche Demis, i giocatori dicono tutti che hanno ancora ampi margini di miglioramento, è vero, perché quando ieri hanno giocato 50 minuti gli under fra Penna, Simioni, Toffali, e secondo me il margine di miglioramento c'è, che fin qui, se devo dire la verità, e qui lo posso dire, io il Prato che conosco e il Maggioli che conosco si sono visti raramente. Se crescono Prato e Maggioli, questa squadra qui, cioè quelli dell'anno scorso che hanno praticamente salvato ho capito, però questi qui secondo me sono 2 garanzie per questa squadra, lui e Maggioli. E Maggioli ieri il primo tempo fa la differenza, però ha l'età che ha, quindi fra l'altro gli tocca anche giocare di più per falli o per altri motivi. Adesso la squadra, però ad esempio l'anno scorso quando è mancato Patrizio, Andrea Costa ha rischiato la retrocessione. Con Treviso non c'era Patrizio, a Montegranaro non c'era, e la squadra un'assenza questa che l'anno scorso l'ha pagata e che adesso evidentemente per bontà della squadra non paga, perché questo stiamo parlando di un giocatore che conta. Per fortuna, perché vuol dire che siamo siete equilibrati meglio. Che siamo una squadra sì, più equilibrata, più forte, che sa sopperire le mancanze o di rendimento o di salute, e magari insomma... Ma potete crescere ancora, come dice Piero? Possiamo crescere ancora. Anche a livello fisico, mentale, tu e Maggioli? Speriamo no, perché se cresciamo molto già diventiamo oltre quarantenne. Io sono stato fermo 2 settimane, quindi devo ritrovare un po' la mia forma migliore, no? Maggio penso che stia bene fisicamente. È chiaro che se il paragone è fatto rispetto all'anno scorso, c'era più bisogno di noi in qualche modo l'anno scorso, e per fortuna adesso siamo più forti come squadra, più equilibrati, e quindi quando non funziona un giocatore può giocare un altro. Io sono contento che nelle nostre partite non sempre è stato un giocatore il capocannoniere, è capitato a Bell, è capitato a Maggioli, è capitato a Prato, è capitato a Wilson, è capitato a Gasparini, Alviti. È un buon segno di compattezza di squadra e di completezza come squadra. Quest'anno Andrea Costa ha 2 americani che possono piacere, possono non piacere, però tutte le domeniche partire da 32 punti, cosa che non succedeva cioè l'anno scorso non succede di somma, naturalmente, di somma, perché hanno la media di più di 16 punti tutti e 2,
e poi alla fin fine sono anche importanti, perché uno sta marciando a un mucchio di rimbalzi, Wilson, l'altro dopo l'inizio difficile adesso è più che soddisfacente, ieri ha fatto un'ottima partita, cioè, e poi soprattutto c'è questo fatto qui che io, americani che difendono come questi due qui, di solito gli americani vengono qua, guardano più al canestro avversario che al proprio, questi qui mi sembra, Patrizio... Gli avete trasmesso la mentalità anche della difesa? È chiaro che per il nostro allenatore la difesa deve essere non è un optional, insomma, ed è quello che ci dà delle certezze. È chiaro che se tu prendi un canestro in meno hai più margine di sbagliare avanti, e quindi penso che come mentalità quello parte dai playmaker, no? Che devono cominciare con la pressione su tutto campo e poi trascinarsi così tutti noi, tutte le guardie, tutte le ali fino al centro. È fondamentale la difesa, e penso che in casa lo stiamo facendo, dobbiamo essere un pelino più bravi a farlo fuori casa, in trasferta. Con Maggioli, prima di Natale, in questo studio abbiamo parlato anche dei ragazzi del gruppo che avete fatto, e io ho captato un'altra cosa, e voglio sapere se sei d'accordo, che hanno tutti la testa sulle spalle, non è solo una questione fisica, bravura, proprio anche di essere... Certo, è una cosa fondamentale, non serve solo il talento, bisogna avere la voglia di lavorare, bisogna avere la testa per avere quel desiderio di lavorare. Penso che tutti qua, i giovani, noi che siamo magari un po' più esperti, abbiamo sempre la voglia, l'energia e la necessità di voler migliorare, di stare lì sul pezzo, e questo è importante. Sono ragazzi molto motivati, molto talentuosi, molto motivati, quello fa la differenza. Piero, guardiamo il prossimo turno, che è il turno del derby, interessante anche Bologna-Udine, poi ci sono Treviso-Piacenza per vedere se Treviso sta bene o male, Ravenna, Roseto, Montegranaro, Ferrara, Verona, Iesi, Mantova-Bergamo e Trieste-Orzinuovi. Si gioca non al Pallaruggi come dice il sito della Lega, ma al Palacattani di Faenza, domenica 14 gennaio alle 18, in trasferta o in casa? In campo neutro, visto che Faenza tra l'altro è proprio metà nel strada. mezzo, è esattamente un campo neutro. Cioè, se devo dire la verità, questa partita lì dentro, secondo me, l'Andrea Costa, come è messa adesso... Il derby a Ruggi si vinceva? No, il derby a Ruggi l'Andrea Costa aveva grandi possibilità di vincerlo. Al Palacattani, diciamo un po', anche se loro faranno qualche allenamento, è più tirato. Forlì ultimamente ha faticato perché ha vinto una partita, nelle ultime 8-9 giornate ha vinto una partita con un tiro da metà campo con Iesi, e ieri soffrendo con Bergamo. Andrea Costa ha un altro trend ultimamente, però adesso l'Andrea Costa sapeva già da inizio campionato che avrebbe fatto 2 partite a Palacattani, una l'ha persa con uno sghetto di Mancinelli, perché quella era una partita che, nonostante che la Fortitudo l'avesse probabilmente meritata, Andrea Costa a 2 secondi dalla fine stava ancora vincendo. Forlì ha giocatori forti, all'andata vinse bene, ma era un altro Andrea Costa. Era un altro campionato. E forse era un altro Forlì anche. Forse era anche un altro Forlì, 76 a 63 l'andata, più 13 per Forlì. Campo neutro dove sicuramente saranno tanti forlivesi, bisognerebbe che fra i 3.000 e i 5 del Palacattani ce ne siano almeno 2.300-2.400 da Imola o pro Imola, cosa dici? Lo speriamo che ci accompagnino i tifosi, so che c'è una questione lì, però è chiaro che noi contiamo sui tifosi, sono veramente molto importanti per noi, ci hanno dato sempre in tutti questi anni ci hanno dato veramente un supporto essenziale. Faentini tiforeranno Imola, via. Cosa dici? Non lo so, vediamo. Con la storia, tu hai giocato tanti anni, io no? ho giocato sì, al Palacattani. E niente, sarà una bella partita, sarà una partita tosta, un derby, e sappiamo dell'importanza per il fatto che sia un derby, ma anche per la classifica, per cui niente, dobbiamo fare un bel lavoro, e nella speranza che ci accompagnino i tifosi
e niente, e di portare i 2 punti a casa. Piero, prima di salutarci, la parola playoff ti è uscita prima parlando della classifica. Dici il tuo parere, poi devi tornare prima della fine della stagione. È un fatto reale che oggi l'Andrea Costa sarebbe ai playoff, non vale niente, però non vale niente perché è metà campionato, però se danno il titolo d'inverno nel calcio e in ste robe qui, l'Andrea Costa oggi è ottava, la parità con quelle 4 squadre, quelle davanti sono un po' più lontane, però adesso l'Andrea Costa, fermo restando che fa la prima partita la fa al Pala Catani, nei prossimi 2 mesi c'ha 6 partite in casa e 3 fuori, ne ha difficili perché Trieste sarà sicuramente una partita difficilissima perché ha perso 2 volte, fin qui mi sembra. Sì, 2 volte. Però il calendario che aveva voltato le spalle all'inizio l'Andrea Costa, che cominciò con una vittoria nelle prime 5 giornate, adesso l'Andrea Costa, visto come sta funzionando in casa, può giocare. Secondo me... Tanto bisogna vincere il derby, poi vediamo. E il derby, l'altro anno Andrea Costa col derby si è salvata, come mi ha confermato in settimana domenicali, se l'Andrea Costa non vinceva quel derby non esisteva più, ha detto lui, perché probabilmente l'Andrea Costa sarebbe andata al play-out e vista come è andata non so come sarebbe andata a finire. Gli applausi del grande pubblico all'immagine della partita che vedrete tra pochissimo al termine della trasmissione. Io ringrazio Piero Petrini e spero che torni a trovarci prima della fine del campionato per parlare dell'Andrea Costa. Patrizio Prato, bocca al lupo per il derby, ma anche per le prossime gare. E secondo me dovete guardare indietro ma anche in alto, o no? Sì, io sono uno che i miei pensieri li tengo in testa e sono uno che pensa che bisogna andare coi piedi per terra, pur sapendo o credendo nelle proprie possibilità. Grazie, grazie ancora, grazie di averci seguito, a lunedì prossimo, buona serata.